Eder, McAllister. Tu hai i migliori sacchi neri di Trieste, tanto che la gente fa anche 3 chilometri pur di venire a comprare i tuoi. Ci racconti com'è andata con Liliana? Ma quella sera venivano spesse volte a cena da me e quella sera siccome mi ha visto questi sacchi che portavo fuori, se gli davo un sacco come quello e gliel'ho dato. E poi il giorno dopo mi ha chiesto un altro sacco e gliel'ho dato. Per me la storia è finita là, capito? Però ti ha detto che Sebastiano non doveva sapere il fatto che lei comprasse questi sacchi neri. Quello sì, quello sì. E quel giorno, qualunque giorno fosse, di qualunque anno fosse, come ti è sembrata Liliana? Normale, non è che la conoscevo in fondo, fino in fondo, la conoscevo come cliente e basta. Ma come mai Liliana ha voluto proprio i tuoi sacchi neri? Forse erano gli unici di Trieste col logo Eder McAllister? Ma questi qua diciamo che sono tipo industriali, non li trovi. Queste sono, quelle là li trovi, sono bobine che si strappano, ma questi qua sono singoli e non li trovi in supermercato, sono tipo sacchi industriali, capito? Ci sono anche misure diverse dal supermercato. Poi passa un po' di tempo e Liliana viene trovata all'interno di sacchi neri. Dopo dico, ma forse ho pensato fra me e me che non sono quei sacchi là, i sacchi io li do io. E giustamente a quel punto tu fai presente questa cosa. No, anzi no, tu a quel punto non fai presente nessuna cosa. Perché? E ti ripeto, che si fermassero, si calmassero le acque, con calma, è quello che ho fatto. Se aspettavi che si calmassero le acque, non era il caso di andare a casa di Sebastiano Visintin il giorno dopo che la sua richiesta di una nuova analisi medico-legale era stata rifiutata. Ma solo perché l'ho fatto, soltanto perché c'era un cadavere, una signora che non c'è più, solo per quello. La signora non c'è più già da dicembre 21. Questo sì, questo è il mio sbaglio che non l'ho fatto subito, però soltanto ho aspettato che si calmassero le acque, invece ho fatto peggio. Ma lui non ha fatto altro che registrarmi e portarmi in questura per fare altro polverone. Guarda, si va avanti, sono 4 anni che io vado avanti in questo clima, capisci? E questo che è successo tra l'altra settimana che avevo udienza in tribunale, in queste querele che mi devo difendere. Ne hai collezionate tante? Sì, sono tantissime che non saprei neanche dirti quante, perché il mio avvocato adesso ne stiamo, ci sono 2, che una è stata giovedì, che il giudice ha detto che si riserva, un'altra è stata il venerdì, che è stata rinviata il 10 di maggio del prossimo anno. E mi è arrivato anche un qualcosa dalla procura che ci sono anche altre querele che comunque devono ancora essere visualizzate. Chi è che ti ama così tanto? La vicina di casa, Gabriela Micheli e Nasti Salvatore. E vabbè Sebastiano, pensiamo al futuro, abbi fede. Io porto sempre la fede, sempre. Liliana è sempre con me. A un certo punto chiama Buonocore. Cosa hai pensato? Ma io ti dico, mi sono trovato questa persona davanti che a un certo punto apro la porta e mi dice, ma sai chi sono? Io ho detto no, non so chi sei. Sono il pizzaiolo, questo mi ha raccontato. Ok, e sono qua, mi fa, perché devo dirti qualcosa di importante di Liliana. Cioè io veramente lì sono collassato, gelato il sangue. Avevo il telefono in mano perché stavo parlando con una giornalista e ho staccato la comunicazione, ho messo il registratore, mi sono messo il telefono, ho detto vediamo cosa mi dice questo signore, perché comunque sono veramente sconvolto. Chissà cosa mi deve dire. Siamo andati in cucina perché ho detto, eravamo sulla porta, ho detto andiamo in cucina, ci sediamo, così mi racconti piano piano. E ho messo il telefono lì, ho registrato, sono 5 minuti e qualcosa, delle cose che mi ha detto. Io parlando, guarda, con alcuni giornalisti che conosco, che sanno bene le cose, qua e là, che si sono interessati in maniera più profonda,
mi hanno detto che la pizzeria Il Delfino è stata chiusa nel 19-20, adesso non so esattamente, comunque sono 6 anni. Perché poi questa pizzeria si è trasformata in osteria che conosciamo tutti, è l'ex Miss Italia, insomma, che tra l'altro ho avuto l'onore di fotografare quando è stata eletta Miss. Fingi di minimizzare l'evento, ma poi dici che da questo momento hai capito che di Liliana c'era qualcosa che non hai mai saputo, che solo lì c'erano sacchi neri perché a casa tua non ce n'erano. Io l'ho presa a mio titolo personale per eventualmente ascoltare con calma, magari assieme al mio avvocato, per cercare di capire quelle. Sui sacchi neri posso dirti che questo mi è anche stato detto da alcuni giornalisti, che i sacchi che coprivano il corpo di Liliana erano quelli a strappo, di quelli che si trovano al supermercato, non di questo tipo. Se tu ascolti la registrazione che io ho fatto a questa persona, dove lui dice eravamo nel tempo della pandemia. Io mi ricordo che la pandemia comunque, quando anche nel 22, nel 21 e 22 che io andavo nelle televisioni, dovevi fare il tampone, c'era sempre la mascherina, queste cose qua, eravamo sempre un pochino nella pandemia, perciò io non sapevo per quanto riguarda questi sacchi neri quando la cosa sarebbe stata fatta. Sono andato in questura la domenica, però era chiuso. Sono tornato il lunedì, ho aspettato lì una mezz'ora sotto, mi hanno detto attenda qua che chiamo l'ufficio della squadra mobile. Dopo mezz'ora è venuta giù un agente, mi hanno accompagnato su, mi hanno fatto sedere lì di fronte all'ufficio della mobile, io sono rimasto lì un'ora e mezza, ho chiesto alla gente, scusate, posso darti questa registrazione? Ancora non ho avuto ordini o autorizzazioni, poi dico te la faccio sentire, ha detto no. Chiamo l'avvocato, mi dice Sebastiano a questo punto ti prendi e vai via, e io sono andato via. La storia è sempre lì, è complessa, vediamo Liliana che esce di casa, porta la differenziata, dopodiché arriva, insomma è sempre questa storia che va avanti, e dopo ci sono 1000 teorie, guarda, ne sento ogni giorno, gli youtuber poi hanno ricamato sopra 1000 cose, i soldi, quello, i viaggi, cioè io non. Tra le tante voci che hanno girato, cosa ti ha dato più fastidio? Ecco, la mancanza di rispetto su Liliana. Io chiedo, se qualcuno ha da dire, lo dica alla procura, ai consulenti, non faccia questo bailame su cose di Liliana che non sa, che nessuno sa, neanche gli inquirenti. Perciò io chiedo, rispettiamo Liliana, per favore. È una persona che comunque io spero. Io ho lavorato 20 anni al Messaggero, ho seguito tantissimi casi di suicidio. Cioè, io posso assicurarti che nessuno dei familiari, di quelli, hanno mai capito perché i figli o le mogli si siano suicidati. Nessuno lo sa. Io non posso sapere perché Liliana. Non è strano che però questo lo pensi solo tu? Attenzione, guardi, mi faccia rispondere e dopo mi dica quello che vuole lei. Allora, per quanto riguarda i primi giorni, cioè io avevo la questura avanti e indietro a casa, quello o quell'altro, mi dicevano Sebastiano, non farti illusioni, Liliana si è suicidata, ha lasciato a casa i telefoni, questo, quest'altro, e lei si è suicidata. Costantinides, il dottor Costantinides cosa dice? Che Liliana si è suicidata. Perciò io cosa posso pensare? Quello che mi hanno detto, cioè eravamo agli inizi per capire certe cose, poi sono passati 4 anni, capisci? E in 4 anni cosa abbiamo scoperto? Niente. Per quanto riguarda queste supposizioni di un personaggio che si
che si profeta amante e tutto il resto, io dico a questo signore, abbi il coraggio di chiudere la bocca, Certo. non permetterti di nominare neanche il nome di Liliana. Lui non ha titolo, perché lui non ha, a me non mi interessa, anche se fosse vero, ti dico sinceramente, anche se fosse vero un amore, perché di no? Può succedere, due persone si incontrano dopo tanti anni, magari hanno avuto una relazione, qua e là, allora cosa ci guadagni? Cosa vuoi far vedere che tu sei un amante, che amavi Liliana? Ma vergognati! È stata respinta la nostra richiesta di fare una ulteriore accertamento medico-legale. È un errore tremendo, perché tutto questo avrebbe potuto dare delle risposte che non avremo, capisci? Ne avremo noi, non l'avrà la procura. Io chiedo che venga fatta un'ulteriore indagine medico-legale per poter capire. Una volta hai detto che avrebbero potuto arrestarti, oggi hai paura che accada? Assolutamente no, è anche un avviso di garanzia, cioè non è che sono io l'assassino di questo, cioè è un avviso di garanzia, capisci? Io non sono, per il momento sono indagato, per carità, anzi mi fa piacere che comunque gli inquirenti voglio che facciano fino in fondo, in modo che un indomani non dicono non abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto quell'altro. Vedi Garlasco, io non ho paura di niente, l'unica mia paura è che purtroppo forse non avremo mai delle risposte, questo mi fa molto male. Tu e Liliana avete percorso 8.000 km insieme, ma come li hai misurati? In bicicletta, 32 anni. Abbiamo fatto cross, moto, andavamo per i boschi, in bicicletta, a piedi, ma tutto. Abbiamo girato l'Italia, la Croazia, in Grecia, in Austria, in Francia, in Svizzera, siamo andati dappertutto. Nel giallo di Liliana Resinovic, la nuova comparsa in scena è l'ex ristoratore Alfonso Buonocore, che sostiene di aver consegnato a Liliana 2 sacchi neri della spazzatura qualche tempo prima della scomparsa. La sua voce entra nel caso attraverso una registrazione fatta in casa di Sebastiano Visintin, unico indagato per l'omicidio di Liliana. Il problema è che più si entra nel dettaglio di quella storia, più i tasselli iniziano a stridere. L'impressione generale, già emersa da diverse ricostruzioni giornalistiche, è che il racconto sui sacchi neri non regga la prova di coerenza. E se si va ad ascoltare l'audio e a confrontarlo con i documenti medico-legali e con la cronologia dei fatti, i dubbi diventano una voragine. Secondo quanto riferito dallo stesso Buonocore, il presunto episodio avverrebbe in pieno periodo Covid. Lui ricorda vagamente un novembre tra il 2019 e il 2020, davanti al suo ex locale in via Nordio. Racconta che Liliana lo avrebbe fermato per chiedergli un sacco nero come quello che stava buttando, che lui sarebbe andato in magazzino a prenderglielo e che il giorno dopo lei sarebbe tornata per chiederne un secondo. A quel punto Liliana, sempre nella versione del ristoratore, gli avrebbe dato 50 centesimi, con la raccomandazione di non dire nulla a nessuno, nemmeno al marito. La scena è ricostruita con molti dettagli teatrali. Il freddo di fine novembre, lui che la invita a entrare per un caffè, i 50 centesimi per 2 sacchi di plastica, il richiamo all'amicizia con Sebastiano per metterli in conto e il rifiuto di Liliana, che avrebbe quasi implorato il silenzio. Ma la stessa precisione descrittiva si scontra con una memoria estremamente vaga sull'anno e con una tempistica che non funziona con la realtà dei fatti. La prima grande crepa è temporale. Buonocore colloca l'episodio in un generico periodo Covid, tra novembre 2019 o novembre 2020. Nel novembre 2019 in Italia non c'era ancora nessun lockdown e la pandemia non era affatto nel vivo. Nel novembre 2020, secondo quanto risulta da ricostruzioni sulla sua attività, la pizzeria di Buonocore risulta già chiusa da mesi. Quindi o il ristoratore sbaglia in modo grossolano il periodo, oppure sta cercando di agganciare la memoria a un'etichetta generica quando c'era il Covid, che però non coincide con lo stato reale del locale. Questa incongruenza non è un dettaglio secondario.
Se non si riesce a collocare in modo credibile l'episodio nella cronologia della vita di Liliana, l'intera costruzione perde forza, perché i sacchi che lui dice di averle dato dovrebbero in qualche modo cadere dentro la finestra temporale che porta alla sua morte, avvenuta nel gennaio 2022. C'è poi il capitolo delle caratteristiche dei sacchi. Buonocore afferma che quelli da lui forniti a Liliana erano sacchi particolari, spessi, non i classici sacchi da supermercato venduti in rotoli pretagliati, ma forniture da ristorante vendute in pacchi grandi, piegati in 4. Una tipologia ben precisa che lui sostiene di acquistare da una ditta di zona e di avere ancora oggi in magazzino, teoricamente dallo stesso lotto di quelli consegnati a Liliana, pur ammettendo di non poter essere sicuro al 100% che siano identici. Peccato che, quando si vanno a guardare le immagini e le descrizioni dei sacchi che avvolgevano il corpo di Liliana, emerga un quadro diverso. I sacchi appaiono proprio del tipo più comune, con la zigrinatura tipica degli strappi da rotolo e non della fornitura da ristorante descritta da Buonocore. In più, i sacchi sul corpo sono 2 e risultano di dimensioni diverse. Anche il colore non combacia pienamente con il racconto del ristoratore, che insiste sui sacchi neri, mentre le descrizioni tecniche richiamano un abbinamento di sacchi di colore e dimensioni non perfettamente identici. Se il cuore della testimonianza è «quei sacchi potrebbero essere i miei», ma le caratteristiche fisiche dei sacchi che avvolgono Liliana non coincidono per tipologia e per dettagli, la storia si indebolisce in modo evidente. Altro punto da sottolineare è la dinamica dell'incontro a casa Visintin e della registrazione. Secondo quanto riferito da Sebastiano, lui avrebbe avuto il telefono già in mano perché stava parlando con un'altra persona. Quando Buonocore gli dice che deve parlargli di sua moglie o che deve raccontargli qualcosa di importante, lui avrebbe chiuso la chiamata e attivato il registratore sul cellulare, iniziando a registrare la conversazione. Il punto critico è che l'audio, per come viene descritto e commentato, dà la sensazione che la chiacchierata tra i due non inizi esattamente con quella frase, ma che ci sia un minimo di pregresso non registrato o non diffuso. In pratica, Buonocore suona, la conversazione si avvia e solo in un secondo momento esplicita il motivo per cui è andato lì, cioè la storia dei sacchi neri. Se la spiegazione ufficiale è che Sebastiano avrebbe iniziato a registrare non appena ha capito che si parlava di Liliana, rimane la domanda sul perché proprio in quel punto e non sin dal primo contatto alla porta. Il risultato è un audio che parte quando la conversazione è già calda, con il ristoratore che entra quasi subito nel vivo del racconto. Questo taglio temporale rende meno trasparente il contesto in cui la rivelazione viene fatta e alimenta dubbi su quanto la scena sia spontanea e quanto possa essere stata sollecitata, guidata o almeno preparata mentalmente da Buonocore. Un aspetto fondamentale che va messo in risalto è la sequenza logica tra l'inizio della chiacchierata e il momento in cui Buonocore spiega il motivo per cui si trova lì. Dall'audio emerge che quando la registrazione parte, i due stanno già dialogando. Solo dopo, a distanza di alcune battute, è lo stesso Buonocore a esplicitare perché è andato da Sebastiano, cioè per raccontargli della storia dei sacchi. Questo significa che nel momento esatto in cui parte l'audio, chi ascolta non ha ancora chiaro il contesto, mentre Sebastiano sì, perché è in casa dall'inizio della scena. La domanda è immediata. Se Sebastiano inizia a registrare prima che Buonocore dica apertamente «sono venuto qui per raccontarti dei sacchi», vuol dire che sapeva già che stava per ricevere quella confidenza o comunque che riteneva già sensibile la conversazione. In caso contrario, perché mai uno dovrebbe premere REC, prima ancora di capire il motivo della visita? Questa sequenza è uno dei punti più delicati. La conversazione viene registrata quando il motivo della visita non è ancora stato detto, ma è chiaro almeno per chi è in scena. È un dettaglio che apre scenari sulla preparazione dell'incontro e sulla consapevolezza di entrambe le parti. Nell'audio emerge poi un altro dettaglio clamoroso. Chi conosce la vicenda ha notato che a un certo punto Buonocore pronuncia Adriano ed Enzo, come se stesse elencando 2 uomini, mentre la persona reale a cui dovrebbe riferirsi è una donna di nome Adriana. Scambiare un nome femminile con un maschile non è come dire Marco invece di Mario. Qui non si tratta solo di una sillaba in più o in meno, ma di cambiare completamente genere alla persona.
È un errore che somiglia poco al classico lapsus della memoria e molto di più alla ripetizione mal riuscita di una lezioncina imparata a memoria. Nella conversazione, il modo in cui vengono richiamati questi nomi dà l'idea di una formula ripetuta. La cadenza con cui Buonocore parla fa pensare a qualcuno che sta ripetendo una storia interiorizzata per come gli è stata raccontata, più che un ricordo spontaneo vissuto in prima persona. Il fatto che trasformi Adriana in Adriano rafforza la sensazione che non stia pescando dal proprio vissuto, ma da una narrazione ricevuta e riformulata in modo impreciso. In un racconto che pretende di aggiungere un tassello decisivo a un caso di omicidio, una confusione così grossa sul nome di una persona chiave è un campanello d'allarme enorme. Un altro aspetto che non convince è la gestione della presunta segretezza. Secondo Buonocore, Liliana gli avrebbe chiesto espressamente di non parlare a nessuno dei sacchi, nemmeno al marito. La versione insiste proprio sul fatto che Liliana lo avrebbe pregato di non far sapere a Sebastiano nulla di quella richiesta. Eppure, dopo oltre 4 anni di silenzio, appena l'ex ristoratore decide di parlare non va in questura, non va in procura, non contatta il legale della famiglia di Liliana, va direttamente da Sebastiano. È un ribaltamento totale della logica interna al racconto. Per anni Buonocore dice di essersi taciuto tutto perché un amico carabiniere gli avrebbe consigliato di farsi i fatti suoi e di stare fuori da questa storia. Poi, quando guarda la televisione e si rende conto che il caso non è chiuso, sceglie di presentarsi proprio a casa dell'uomo che Liliana, nella sua versione, non voleva fosse informato della vicenda dei sacchi. Se la motivazione è il senso civico e la volontà di aiutare la verità, il canale naturale sarebbero gli inquirenti. Se invece la motivazione è togliersi un peso dalla coscienza, la persona più ovvia a cui rivolgersi sarebbe la famiglia d'origine di Liliana o il suo legale, non chi è nel mirino di un'indagine per omicidio. Questa scelta di percorso rende la testimonianza ancora meno credibile. Nel racconto di Buonocore colpisce anche la sproporzione tra i dettagli minuscoli che ricorda e i vuoti enormi sulle parti essenziali. Da un lato ricorda il freddo, il periodo di fine novembre, ricorda la cifra di 50 centesimi per 2 sacchi, ricorda la battuta sul metterli in conto a Sebastiano. Dall'altro non ricorda con certezza l'anno, colloca il fatto in un generico periodo Covid, che non coincide con la cronologia di apertura e chiusura del suo locale e non collega in modo plausibile i sacchi speciali da ristorante alla tipologia dei sacchi effettivamente ritrovati sul corpo di Liliana. Quando la memoria funziona a isole così selettive, è legittimo chiedersi se i dettagli siano davvero ricordi autentici o elementi narrativi aggiunti per rendere la storia più credibile. Una persona che non sa dire se era 2019 o 2020, ma ricorda 50 centesimi precisi dopo anni, lascia quantomeno perplessi. Non stupisce che chi conosce il caso da anni abbia reagito con grande scetticismo. Il fratello di Liliana ha definito questa ennesima testimonianza strana e ha ricordato come spesso nuovi personaggi spuntino fuori proprio nei momenti in cui le indagini avanzano su fronti potenzialmente scomodi per l'ex compagno. Il legale di Sergio Resinovic ha ribadito che il nodo vero non sono i sacchi, privi di impronte riconducibili a Liliana, ma il cordino, rimasto un reperto cruciale e mai spiegato in modo convincente. Un modo per dire che la vicenda del ristoratore rischia di essere un diversivo che distoglie l'attenzione dal cuore delle criticità sul piano tecnico e investigativo. Claudio Sterpin ha parlato apertamente di mascherata e bufala nella bufala, ponendo una domanda che riassume bene il senso dell'incredulità generale. Con 50 centesimi Liliana avrebbe potuto comprare un intero pacco di sacchi in qualunque supermercato. Perché mai rivolgersi a un pizzaiolo per ottenerne 2, per di più con una scena teatrale, la raccomandazione al silenzio è un racconto che salta fuori solo anni dopo. Se si mettono in fila tutti gli elementi, il racconto di Buonocore sui sacchi neri appare costruito su fondamenta fragili. La cronologia non torna con la realtà della pandemia e con la storia del locale. Le caratteristiche dei sacchi descritti non coincidono con quelli che avvolgevano il corpo di Liliana. L'audio della conversazione con Sebastiano parte quando la scena è già avviata e lascia fuori l'antefatto, con il dettaglio fondamentale che la spiegazione del perché il ristoratore è andato lì arriva solo dopo l'inizio della registrazione. Il lapsus Adriano ed Enzo,
Al posto di Adriana somiglia più a un copione imparato male che a un ricordo genuino. La dinamica della segretezza, prima assoluta, poi infranta, andando proprio dall'uomo che doveva restare all'oscuro, è logicamente contraddittoria. La memoria selettiva, che trattiene i dettagli più teatrali ma non i dati fondamentali, indebolisce ulteriormente la credibilità complessiva. In un caso giudiziario già segnato da anni di incertezze, perizie contestate e testimoni spuntati fuori a ondate, la storia dei sacchi neri di Buonocore sembra aggiungere più nebbia che luce e rafforza l'idea che, più che inseguire l'ennesimo racconto tardivo, serva tornare ai reperti solidi e alle domande rimaste davvero senza risposta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.